Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Oumuamua, um objeto estranho de viajar del nostro sistema solar, já está chamado de asteroide das cometa e anche de nave spaziale stragrande, e enfim, tipo de coneio fatto de polvo. Adesso, una nuova idea, Oumuamua, che vuol dire in havaiano, quello che viene da lontano e arriva prima, è un tocco di un pianeta piccenin, non tanto differente da Pluto. D'accordo com o professor de astrofísica da Universidade dell'Arizona, Steve Desk, n'altro biglietto de seguro che il colpiu il pianeta pari de Oumuamua, fedo così che questo tocco è il viaggio indegoio del nostro sistema solare. E il viaggia tanto presto per via dell'effetto coete, quando la luce del Sol la vaporizza la crosta iassa dell'obietto. Non si sa quale è la composizione dell'Oumuamua, ma si vede che è fatta di nitrogeno che fa Pluto. Oumuamua è venuto il sistema solare in 1995 e fin adesso il ha perso il 95% del suo corpo. Per ora, l'obietto con forma di sigaro e si va per le strade del sistema solare a più di 300.000 km/h. Responsabili della produzione di una quantità di robe da mangiare per 800 miliardi di persone in tutto il mondo, il Brasile avanzerà e, nei prossimi 5 anni, sarà il più grande esportatore di grani del pianeta, di sorpassare gli Stati Uniti. La stimativa la è della Embrapa, fazedora brasiliana di sbisigamento agricola. Secondo la Embrapa, solo che in 10 anni la partecipazione del Brasile nel mercato mondiale di mangiare l'ha saltata da 20,6 miliardi di dollari a 100 miliardi di dollari, con i prodotti più importanti, la carne, soia, biava, bombaso e prodotti vignesti dai boschi nazionali. Driu Vardarghe i dati degli ultimi 20 anni, da 2000 a 2020, la produzione brasiliana di grani la è venuta su 210%, intanto che quella mondiale la si tirà su solo che 60%. Il Brasile è il quarto produttore mondiale, ma il secondo esportador di grani, in speciale la soia e la biava, secondo il sbisigador scientifico e capo di intelligenza della Secretaria di Intelligenza e Relazioni Strategiche della Embrapa, Elisio Contini. Il più grande esportador di grani in 2020 è gli Stati Uniti, con 138 miliardi di tonnellate. Il Brasile è al secondo posto, con 122 miliardi di tonnellate. Nei prossimi 5 anni, il Brasile si tirerà su superiore agli Stati Uniti sul discorso di esportazione. Con base in questo storico e con la crescita del costo internazionale dei prodotti, la produzione del Brasile arriverà a 3% del tirarsi su mondiale. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.